Buon pomeriggio, mi chiamo Loris Lavarini, sono perito agrario, medico veterinario, valutatore del benessere animale, allevatore di vacche da latte e di vacche nutrici. Vengo da Sant'Anna d'Alfedo, un comune montano della provincia di Verona, in Veneto, nella parte più occidentale dell'altopiano della Lessinia. La Lessinia è una zona con spiccata vocazione zootecnica, in particolare dell'allevamento della vacca da latte. Negli ultimi anni però ha anche visto aumentare il numero di aziende che hanno convertito il loro indirizzo produttivo verso la linea vacca-vitello, con razze aventi spiccata attitudine per la produzione di carne. Da generazioni qui viene svolta in questo periodo dell'anno la transumanza, pratica appunto che prevede di portare gli animali nei pascoli situati in altitudine, chiamati malghe, dove rimarranno fino all'arrivo dell'autunno, quando torneranno in stalla o comunque a pascolare a quote più basse. La Lessinia conta ad oggi 112 malghe, tra queste alcune trasformano in loco il latte prodotto, altre svolgono anche attività agrituristica. Vengono utilizzate da più di 120 allevamenti ed ogni anno si recano in alpeggio più di 6.000 capi bovini, avendo a disposizione un territorio adibito a pascolo che supera i 5.500 ettari. In questo periodo i bovini godono di numerosi benefici in termini di benessere animale, che tratterò a breve. Cosa intendiamo innanzitutto con la dicitura di benessere animale? Nel 2008 l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale ha fornito la seguente definizione che valuto la più esaustiva. Un animale presente in uno stato di benessere soddisfacente se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere un comportamento naturale e privo di disagi e di inutili sofferenze. Quindi si fa riferimento ad uno stato di salute completa, sia fisica che mentale. È un concetto basato su 5 pilastri fondamentali, le cosiddette 5 libertà. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, libertà dai disagi ambientali, libertà da malattie e ferite, libertà di poter manifestare liberamente le caratteristiche comportamentali specie specifiche e libertà dalla paura e da eventi stressogeni. Nella stagione dell'alpeggio, quindi, gli animali sono liberi di muoversi in ampie aree all'aperto con notevoli benefici psicofisici, in particolare su arti e piedi, sull'apparato muscolo-scheletrico in generale, sull'apparato cardiocircolatorio e su quello respiratorio. Si nutrono inoltre di alimenti prevalentemente naturali e quindi erba, con notevole miglioramento delle qualità organolettiche di latte e derivati. Da oltre un decennio la Lessinia, come anche altre zone che abbiamo e che tratteremo successivamente, l'attività della transumanza e quindi dell'alpeggio è messa fortemente a rischio dalla presenza del lupo, il quale, privo di predatori naturali e trovandosi in condizioni di proliferare incontrollatamente, ha costituito qui numerosi branchi che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle aziende locali. Oltre alle predazioni mortali, infatti, solo nel 2024 più di 120 bovini morti, vanno considerate anche eventi traumatici su circa 40 bovini nella scorsa stagione, eventi abortigeni, quindi grossi danni all'allevamento in generale, ed altre condizioni deleterie. È una situazione questa che va controcorrente rispetto al suddetto concetto di benessere animale e alle 5 libertà. A causa di tutto ciò, e mi aggiungo a quello che hanno detto i relatori precedentemente, molti allevatori stanno rinunciando parzialmente o totalmente alla transumanza, con gravissime ripercussioni economiche. Cosa ancora più grave poi, così facendo viene impedito agli animali di poter godere di tutti i sopracitati benefici che consentirebbe una normale stagione di alpeggio. Infine, come conseguenza di tutto ciò, si sta assistendo anche ad una progressiva riduzione delle aree prative a vantaggio di quelle boschive, con difficile riconversione produttiva di queste superfici. Auspico perciò che nelle sedi opportune vengano prese delle decisioni in grado di conservare e tutelare le tradizioni di questo territorio, al fine di poter tramandare ai nostri figli ciò che i nostri genitori e nonni hanno tramandato a noi. Grazie per l'attenzione.